tradizione delle tavolate di San Giuseppe a Sutera, Rino Pitanza. Grazie alla devozione e al lavoro certosino di tanti suteresi e anche alla collaborazione quest'anno dell'associazione Camicos del presidente Paolino Scibetta è stata rievocata la tavolata di San Giuseppe che a Sutera affonda le sue radici sin dai primi del 1900 e se sino a qualche tempo fa l'iniziativa era in evidenza ogni 4 anni, da un po' di tempo a questa parte il comitato la porta in piazza e nelle case ogni anno. Cucina povera ovviamente a base di minestra, verdure e la classica e tradizionale cugiura distribuiti in piazza ai piedi del Monte San Paolino mentre fa bella mostra di sé il bastone di San Giuseppe con una impareggiabile forma di pane. Come ogni anno oggi facciamo la tavolata di San Giuseppe, la festa liturgica ricade il 19, però noi l'abbiamo anticipata alla domenica. Ed è una tradizione che affonda le radici nelle tradizioni siciliane e quindi è molto antica. Per quanto riguarda la manifestazione che facciamo noi così pubblicamente, diciamo che ha un'origine nei primi del Novecento. I personaggi si vestono la Madonna, San Giuseppe e il Bambinello e mangiano mentre la minestra viene distribuita a tutta la popolazione. La minestra è quella sicuramente vegetale perché è in tempo di Quaresima e tutti i piatti che vengono posti sulla tavola della Sacra Famiglia sono tutti quelli cosiddetti di magro perché siamo sempre in tempo di Quaresima e inizia con un antipasto, poi c'è la minestra, poi delle verdure fritte per concludersi poi con la cugiura, cioè la forma rotonda di pane con la marmorata di sopra e i zuccherini colorati, il bastone per San Giuseppe e la borsa per il Bambinello che sono posti sulla tavola di fronte a tutti. Il comitato anticamente proponeva questa tavolata saltuariamente, diciamo periodicamente ogni 3-4 anni. Da alcuni anni a questa parte invece ogni anno noi riusciamo a riproporla grazie alla collaborazione di tanti e la devozione di molti. Penso che è un'occasione buona per venire qui a Sutera e vedere anche le tradizioni genuine che ancora si mantengono. Poi nelle case si mangia questa minestra perché molti la portano a casa, anche a chi non ha potuto intervenire in questa distribuzione. E viene anche perpetuata questa tradizione. Per Sutera è anche una manifestazione di storia, di cultura, di arte, ma di attrazione turistica e soprattutto di socializzazione di una comunità che per un giorno si stringe tutta insieme attorno al papà di Gesù. È una festività che oltre ad essere aggregante e quindi ha effetto sociale, è pure una attività che promuove diciamo è un evento che promuove il territorio di Sutera. Infatti si preparano delle pietanze tipiche del nostro territorio, quale la minestra con il finocchietto selvatico, tutte diciamo anche con dei legumi proprio diciamo erbe del nostro territorio. E poi si fanno anche i carti. È un momento di convivialità, diciamo, di tutta la cittadinanza suterese.